Sono dispiaciuto perché ritengo da parte delle autorità competenti una mancanza di rispetto nei confronti dei profughi, che poi non sono profughi ma sono migranti. Ecco, una mancanza di rispetto perché far entrare gente così nel nostro territorio solo per una questione economica, perché alla fine solo di soldi si tratta, e ammassarli in campi di concentramento o simili, perché di queste cose ci riporta con la mente alla storia di 60, 70, 80 anni fa, quindi io penso che è meglio riaccompagnarli a casa loro, dare una mano a loro a vivere un po' meglio nel loro paese e aiutarli là e non ammucchiarli qua dove stanno portando i casi di questi giorni: prostituzione all'interno dei campi, prostituzione all'interno delle caserme, spaccio di droga e quant'altro, per cui non è questa la gente di cui abbiamo bisogno oggi. E che non mi si venga a dire che anche se non ci fossero i famosi 35 euro al giorno i profughi verrebbero accolti lo stesso. Non è così. Ritengo i profughi delle persone umane, i migranti sono delle persone umane e vanno aiutati seriamente, non vanno ammassati, torno a dire, in queste strutture che abbiamo sul territorio, che ripeto sono quanto di peggio ci possa essere, perché abbiamo gente che dorme in macchina piuttosto di andare in queste strutture. Ecco, quindi io ripeto sempre, è quello che soprattutto il mio partito da anni porta avanti: aiutiamoli a casa loro, che loro hanno voglia, perché se parliamo anche con molti migranti che vengono dal Nord Africa, quelli più seri, il loro desiderio è ritornare a casa loro. Aiutiamoli a non scappare da casa loro, aiutiamoli a rimanere là. Ecco, oltretutto il ridicolo dell'Italia è questo: non c'è neanche più il problema scafisti, perché oggi non c'è più il problema scafisti, perché andiamo a prenderli a 3 miglia dalla Libia, per cui è sparito il problema scafisti. Li carichiamo sulle navi e li portiamo di qua. Ecco, io quello che chiedo alle autorità: aiutiamoli a rimanere a casa loro. Le nostre donne hanno paura a uscire alla sera di casa, i nostri figli hanno paura di andare a passeggio alla sera, perché io non posso dire che tutti i migranti siano uguali, però tra di loro ci sono molti, per non dire troppi, delinquenti, gente che spaccia, gente che pensa alla prostituzione, gente che pensa di far soldi in questa maniera qua. Ecco, per cui non è possibile andare avanti così. La gente ha paura e inoltre ci sono i nostri. Abbiamo casi che vivono in catapecchie, che vivono nelle macchine, che non hanno posti dove andare, che hanno perso il lavoro, non riescono più a pagarsi l'affitto o non riescono più a mantenere la casa, non riescono più a mantenere la famiglia. Pensiamo alla nostra gente e i migranti, pensiamo anche a loro, ma pensiamo che loro stanno bene in Africa, perché è come dire che gli italiani stanno bene in Svezia o che stanno bene in Norvegia o che stanno bene dove. Gli italiani stanno bene in Italia e non stanno bene quando sono all'estero.